Forza Vari. Canzone degli FP e degli IM di Elsa Morante. Introduzione esplicativa. Che significa FP? Controllare, ma rimane Rozzi, mi meraviglio di lei Rozzi, vergogna! È qua! Talibani! Rozzi! È là! Rozzi, bloccalo! L'avete preso? Bravi! Eccolo qua il nostro fuggiasco! La terza fuga in una settimana! Io a te ti leggo nel letto, hai capito? Ti leggo nel letto! E poi passiamo alle punizioni che ben conosci! Lasciate il paziente. Dottore. Buonasera. Lasciatelo, non vedete che il paziente nella sua ora di attività didattico, ludico, creativo, letteraria. Dottore, è pericoloso. Quale pericoloso? Che significa FP? Si tratta di un'abbreviazione per felici pochi. E chi sono i felici pochi? Spiegarlo non è facile, perché i felici pochi sono indescrivibili. Benché pochi, ne esistono d'ogni razza, sesso e nazione, epoca, età, società, condizione e religione. Di poveri e di ricchi, però se nascono poveri, loro in generale, tali rimangono, e se nascono ricchi, presto si fanno poveri. Di giovani e di vecchi, però difficilmente loro arrivano in tempo a farsi vecchi. Di belli e di brutti, a vero dire loro, pure quando siano intesi volgarmente brutti, in realtà sono belli. Ma la realtà è di rado visibile alla gente.
Insomma, obiettivamente, per giustizia, qua si certifica che in fede gli FP sono tutti e sempre bellissimi, anche se per suo conto la gente non lo vede. Infine, fra le tante loro varietà, basti nella presente esposizione divulgativa aggiungere che ve ne sono di celebri e flagranti e di sconosciuti e nascosti. Però quando celebri la celebrità non dimostra una gran fretta di abbracciarli da vivi e gode meglio raggiungerli in una postuma stretta allorquando sono già deceduti. E dove stanno di regola questi FP? Non c'è regola, il loro proprio elemento naturale non è mai stato scoperto finora in biologia. Se ne trovano sull'Himalaya, sul mare, in città e nel deserto, al centro e in periferia, dentro i vicoletti, sulle autostrade, può darsi pure nelle lune o negli astrusi pianeti, e perfino nei ministeri. Ricordarsi di Henri Bale, detto Stendhal, mai però negli alti gradi della burocrazia o alle diverse incombenze d'autorità ufficiale, per cui sempre ne hanno sofferto di una grave allergia. Se ne possono incontrare all'università, all'osteria, in fabbrica, in galera, nei conventi, al teatro, al ballo, al caffè, fra sapienti e analfabeti, nei ghetti, nella cacca, nella sotterranea, sul jet, all'ospizio dei vecchi, all'ospedale dei matti, ne spuntano magari nei climi meno adatti e si nascondono lì, dove meno te l'aspetti. Difatti gli FP sono accidenti fatali dei moti perpetui, semi originari del cosmo, che volano fra poli fantastici portati dal capriccio dei venti e germogliano in ogni terreno. Ma assai più spesso tornano in certi orienti barbari e oscure zone depresse, dove non sa il vizio di assassinare i profeti, né di sterminare i poeti. In ginocchio! Che significa IM? E che significa IM? E che significa IM? Si tratta ovviamente anche qui di un'abbreviazione per infelici molti. E chi sono gli infelici molti? E chi sono gli infelici molti? Sono tutti gli altri. Dottore! Sono tutti gli altri. Ma in sostanza qual è il segno che distingue a vista quella minoranza degenere degli FP fra questa maggioranza normale degli IM? Dottore! Si capisce che qui la risposta reale sarebbe la felicità. Però la felicità spesso non pare visibile alla gente comune, che ha nell'occhio la cispa dei troppi fumi di realtà che li infettano. E così corre il detto: la felicità non esiste, l'irrealtà è l'occhio dei popoli. Dottore! E per una disintossicazione generale la cura è un esercizio di eroica difficoltà. Dottore! Ma dove? Ah no, questo per noi non va, niente da fare, mi dice l'IM. Ma lei piuttosto adesso ci fornisca per favore d'urgenza nome, cognome e indirizzo di qualche tipo FP di sicura autenticità, per tenerne qui un piccolo stock a disposizione, senza tanta fatica e complicazione. Dottore! Sì, certo. Le tendine verdi per la cucina e cachi per il bagno. Lasciate il paziente. Lasciatelo. Piano! Lasciatelo, piano. Sì, vi capisco signori, ma io non posso, a dispetto d'ogni mia brava intenzione, soddisfare la vostra pregiatissima ordinazione. Purtroppo me ne manca la statura, la facoltà, la competenza. Abbiate pazienza. E poi, scusate se mi permetto, anche la migliore società raccomanda sui nomi una certa reticenza. Si sa che ogni tipo FP, per sua natura, quando non è sorvegliato, è sospetto all'autorità. Chi m'assicura che sotto il vostro aspetto di cordiale bonomia non si nasconda qualche spia? Della questura? Per carità, non voglio malignare, sia come non detto.
anzi per dimostrarvi la mia buona volontà e conciliare la prudenza con la cortesia, senz'altro io mi metto qua in vostra presenza a sfogliare l'universale enciclopedia e ve ne estraggo a caso l'epigrafe di qualche defunto FP di fama internazionale ivi citato, così da arricchire la vostra esperienza e migliorare la vostra cultura. Benedictus Spinoza, la festa del tesoro nascosto, morto bandito in età di 45 anni nel 1677. Antonio Gramsci, la speranza di una città reale, morto di consunzione carceraria in età di 46 anni nel 1937. Giordano Bruno, la grande Epifania, bruciato vivo in età di 52 anni nel 1600. Simone Weil, l'intelligenza della santità, morta di deperimento volontario in ospedale in età di 34 anni nel 1943. Arthur Rimbaud, l'avventura sacra, morto di cancrena all'ospedale in età di 37 anni nel 1891. Giovanna d'Arco, i troni invisibili, bruciata viva in età di 19 anni nel 1431. Wolfgang Amadeus Mozart, la voce, morto di tifo in età di 34 anni nel 1791, sepolto col funerale dei poveri. Giovanni Bellini, la salute dell'occhio che illumina il corpo, morto di vecchiezza comune nel 1516. Platone di Atene, la lettura dei simboli, morto di vecchiezza comune nel 347 a.C. Rembrandt, la luce, sopravvissuto ai suoi più cari, è morto in età di 63 anni nel 1669. Parentesi agli FP. E allora? Voi morti? Voi con gli altri felici, guariti da ogni lutto. La vostra presente conversazione significa che le vostre contraddizioni non esistono che nei nostri pettegolezzi provvisori. Alla fine, le vostre differenze non importano, perché ogni passo di gioia, che ha la gioia come sua partenza e direzione, si destina sempre all'unico luogo della quiete, dov'è la liberazione dai desideri, e prima di tutto dal desiderio assurdo di una soluzione del teorema. La vostra benedizione è conoscere che anche il desiderio del paradiso è servile. Il gioco è divino, perché non c'è nessuna promessa o speranza di guadagno. E proprio in quest'impossibile è il punto luminoso del teorema, il centro di valore d'ogni città, della Gerusalemme siderale, come della Repubblica di Marx, o della Politeia, o dell'Eden. Quel punto è la salute della mente. E si capisce che i padroni praticoni ne hanno paura come della loro morte. Con questo si tradiscono, perché la paura è servile, il gioco è divino, perché si mischia pazziando col toro demente scandaloso della morte. La vostra libertà è conoscere che ogni desiderio di vittoria, ogni aspettazione d'applauso è servile. La vostra bellezza non si vergogna degli abbasso,
né degli sputi. Altro è il suo pudore. E la vostra grazia, senza paragone, è che la vostra bellezza non vi riguarda. Addio, morti. Voi, splendore, musica del teorema, perdonate a noi se non sappiamo morire. E così non conosciamo il morire. Noi siamo la fame di esistere, sciame parassita d'una fossa delirata in sogno. L'occhio sfaccettato del delirio non vede il corpo fanciullo, il nostro, vostro corpo, unico e presente, attuale e vivo, o tu, reale, scontrosa felicità. Immediatamente dividersi. Rozzi dalla finestra, Palimbani di là, io do un'occhiata qui dietro. Va bene, Rozzi, Rozzi, Si vede lo tempo. Buon anno! Buon anno! Buon anno! Ci risiamo! È il 1° gennaio, anno 1967 d.C., secolo XX, era atomica. A quanto pare, d'anno in anno, i felici pochi diventano sempre più pochi e sempre più infelici. E si capisce, gli infelici molti sono troppo affaccendati a fabbricare, trafficare, istituire, organizzare, propagandare la loro enorme e indispensabile felicità per darsi pena dell'infelicità superflua e minoritaria dei felici pochi. Però si può sempre notare il solito inquietante fenomeno plurisecolare. In realtà, chissà perché, l'infelicità dei felici pochi è più felice assai che non la felicità degli infelici molti. La felicità degli infelici molti non è allegra, non è mai allegra. Per quanto ci si diano da fare, gli infelici molti ci si possono rassegnare. La loro felicità è tetra. L'infelicità dei felici pochi è allegra, allegra. Dovunque, in ogni caso è allegra. Nell'arte di Onecondia è allegra. E come si spiega? Ma la vita è un rebus, non c'è rimedio. Gli infelici molti ci si possono dannare contro i felici pochi. Ma che? Non ce la fanno, se ne devono capacitare. Che a conti fatti gli resta sempre da ingoiare questo rospo. L'infelicità dei felici pochi è allegra, allegra, allegra. Nei ghetti, negli Harlem, in Siberia, nel Texas, a Buchenwald, sulla forca, sulla sedia elettrica, nel suicidio. Le sue urla sono allegre, il suo delirio è allegro, il suo sangue è allegro, le sue puzze odorano di ginestra e gelsomino fresco. Invece i profumi degli infelici molti odorano di muffa e urina secca. Ve lo ripetiamo, infelici molti, rassegnatevi, rassegnatevi, perché tanto è inutile. La vostra felicità è triste da asfissiare. L'infelicità dei felici pochi è viva quanto respira allegra. Possibile che dopo centinaia e migliaia e milioni di disastri questa commedia fallita si debba ancora replicare? Ah oh, infelici molti, ormai la dovreste capire la solfa. Non vi resta che abbozzare, per quanto vi arrabattate a decretare, ordinare, condannare, ammazzare. Il risultato finale è sempre uguale. Non c'è niente da fare. Basta così. Niente. Stai disturbando le persone. La vostra felicità Te ne rendi è conto? triste. L'infelicità dei felici pochi è irregolarmente, assurdamente, manicomialmente allegra. Lo potete negare. Basta così. Lo potete negare. Vieni giù. No, super. La trave
La trave. La trave. La trave di comune legnaccio su cui un fariseo IM autorevole. La trave di comune legnaccio su cui un fariseo IM autorevole ha messo in croce un giovane Galileo blasfemo FP supremo. Ha messo in croce un giovane Galileo blasfemo FP supremo nell'aprile dell'anno 33. Nell'aprile dell'anno 33 quella trave, dicevo, si è bagnata. Che cosa sono? Quella trave, dicevo, si è bagnata ad una tale freschezza sanguinosa. Dammi quel foglio! Un'eterna rivoluzione Basta così, fantastica mi stupendo le diceva in stelle. tutte le stati. Olè, cresce allegra come un girasole. Olè, come un albero di girasoli, come una foresta di girasoli. Olè, olè. Mentre invece Dammi quel nessun foglio. oggetto, per quanto triste o tristissimo Dammi quel sia, foglio. fa un effetto così triste, così squallidamente triste come la berlina super molleggiata fuori serie ultimo modello, dove marcia in alta riforme il tonaco reverendo, il signorile palandiano Dammi quel aculeto, foglio! in giaccone da belloccio tipo USA. Dammi quel foglio! Emergi vari Rozzi, pronto a bloccare! Arriviamo al dottore, sempre con la sua solita tecnica segnale, e il suo stesso vecchio muto d'autorità. Il fariseo, è sempre lui. Rozzi! Il fariseo! Il fariseo! È sempre lui! È sempre lui! Il fariseo, che è sempre lui, che all'età di 99.999 anni ancora non ce la fa a morire. Oh, voi tutti, IM, quanto vi ci vuole a capire? Lo vorreste ancora negare? Lo vorreste ancora negare? La blusa gialla irregolare del poeta Majakovskij, morto assassinato da un tale Filishtenka Tristov nell'aprile dell'anno 1930, è là, è qua, urrà! Che sventola allegra, come una vela gialla che fila sul mare, come un aquilone volato via, come una stella in compagnia delle altre stelle nel cielo stellato. Mentre che invece la brava camicia borghese, regolare, lavata, stirata e disinfettata di quel tale suddetto Filishtenka Tristov, mamma mia quanto è triste, quella brava camicia è triste, triste come un grembiale lavorato, imbrattato, non lavato, appeso a un uncino di macelleria. Ma che dico, più triste, ancora più triste, triste come una garza stantia, usata per pulire un urinale e poi buttata via, triste come un vecchio giornale, con dentro incartato un pezzo di castrato andato a male. Che ve ne pare? Ho molti, e potrei stare a citare per altri 100.000 casi, ma ve li voglio risparmiare, tanto più che già mi sento stomacare. Ah, dottori, alla vostra età. Ma perché? Perché, dottori IM dell'universo, con tutto che vi addottorate, vi baccalaureate, vi professorate alle università, e la storia e la geografia studiate, viaggiate, vi scafate, le macchine fabbricate, sviscerate la scienza, inventate l'atomica e il volo lunare, però questa primaria lezione dell'esperienza ancora non la volete imparare. Oh, voi tutti IM, con gli FP non la potrete mai studiare. Quelli conoscono il volo prima 6 dell'aviazione,
di poterli eliminare. Magari vi credete di averli mangiati, quando invece sul più bello del vostro banchetto rieccoli che tornano a toccare sul vostro piatto. Quelli sono incredibili, inconcepibili, inammissibili, sono tutti matti. Ma lasciamo andare. Vi faccio una domanda. Sì, dottore, leghiamo? Legatelo. Vi faccio una domanda. E ci faccia questa domanda. A parte l'effetto scientifico suicidio micidiale da imputare alla vostra ignoranza, quale sarebbe l'ideale specifico della vostra paterna speranza? Tutti i marciali uniti sotto la sigla IM verso le splendidi e lì compatti stupiditi crepare. Ottimo affare! Così sarebbe questo lo slogan sensazionale della vostra lungimiranza, eh? No! L'obiettivo finale del grande collettivo mondiale. No! Il fiore superlativo della produzione sociale. No! Signori, qui c'è un equivoco. Sì che c'è un equivoco, Balimbani, io non si non date spago al paziente. No. Anzi, voi due mi dovreste aiutare. O padri meschini, i M d'ogni paese. Come vanno i vostri reali? Ancora. E i presidenti? Mi prende così. E i generali? E i rendimenti Rozzi. dei vostri affari? Siete contenti? Così. In famiglia, tutto bene? La signora si mantiene? Non sono E la io, roba giusto. come va? La più bella, chi ce l'ha? La mamma dei capitali o il papà dei proletari? Bravi, complimenti, siete sempre regolari, troppo uguali, troppo tristi e troppo uguali, troppo uguali e troppo tristi, tristi. Non vi viene mai lo sfizio d'essere meno tristi? Sì. Come sì? Cioè, no, ho letto qui. Comunque, se vi piace la tristizia, godetevi voi la vostra. Dottore, cosa sta dicendo? Questa terra non è mica roba vostra! Dottore! Ma che dottore è dottore? È da secoli e da millenni che noi cerchiamo di farvelo capire! Ma noi chi? No! Mamma nostra non ci ha mica fatto per servire gli usi vostri! E invece sì! No! Mica ci ha fatto gli occhi per guardare le tristi canzoni! Mica ci ha fatto le orecchie per ascoltare le tristi chiacchiere vostre! La vostra guerra non è la nostra! Noi siamo per l'allegria e la grazia! Ossia la felicità! Perché voi fate tanto fracasso? Silenzio! Tesegu! Shut up! Dea! Fatevi là! Basta! Avete definitivamente, obiettivamente, finalmente stufato! E voi, poveri molti, fino a quando vi metterete a servizio? Non sapete che a lungo andare la servitù non è più necessità, né fatalità, né virtù, ma vizio. Voi dite: preferiamo la televisione che ha 40 miliardi di abbonati. Quei tuoi vantati FP, per quanto ce li sventoli, sono 4 gatti. La forza sta nel numero. Beh, vi rispondo io, secondo i casi. Per esempio, chi più varrà? 4 gatti coi coglioni intatti o 40 miliardi di castrati? Chi lo sa? Chi lo sa? Va, tu ci strazzi, vecchia, coi tuoi discorsi astratti. Qua parlano i fatti. Avete ragione, ragazzi. E allora, eccovi i fatti. Il numero agli IM, chi glielo dà? Il numero siete voi. Questa è in sostanza la triste, o magari non triste verità. E non vi viene mai lo sfizio di capovolgere la solita storia millenaria, di sfondare le porte della stanza dove quei tristi padri da centinaia e migliaia d'anni si rinchiudono a manovrare. Aria a questa prigione infetta. Date retta a questa mia povera canzone. Non è detto che prima ancora del giorno del giudizio quei pazzi FP non vi mettano in minoranza.
Forse vi converrebbe cominciare qualche esercizio per trovarvi preparati alla possibile circostanza. Sarebbe una magnifica stravaganza di scavalcare tutti insieme i tempi brutti in un allegro finale. Felici tutti. Dottore, stiamo tranquilli, vero? Sì, io sono mortificato, non so cosa mi ha preso. Chiedo scusa e restituisco il libro. Vediamolo. Un tale FP anonimo, che fu dato in pasto alle belve sotto i Cesari perché schiavo, ridato in pasto alle belve sotto i Flavi perché cristiano, sgozzato a Tenochtitlan perché femmina vergine, bruciato vivo dai Pampi perché empio e maledetto, ribruciato vivo dai vescovi delle Fiandre perché strega ossessa, fucilato dagli zar perché rivoluzionario, impiccato da Stalin perché anarchico, rastrellato dai fascisti perché maschio di leva, cassato a Buchenwald perché ebreo, linciato a Dallas perché negro, mangiato dai cannibali Zulu perché bianco, affogato in un'alluvione del Friuli perché friulano, bombardato nel Vietnam perché stava a letto a partorire, schiacciato nei crolli di Agrigento nell'anno 1900 perché si trovava sul cantone del palazzo a vendere i lupini e attualmente vive in incognito, contento e felice dentro una grotta in un qualche Tibet. Dottore? Sì. Il suddetto FP va dicendo che Sgomberiamo tutto. il grande manifesto rivoluzionario degli estremisti FP è stampato a miriadi nei giorni e nelle notti, da prima ancora che esistessero le lingue e le scritture, ma per tutte le cose leggibili si dà sempre un'altra lettura nascosta, e se i viventi ne smarriscono i cifrari, anche l'autore delle scritture li smarrisce, per quanto sia chiamato Dio. Difatti, la casa di quest'unico Dio sono i viventi, e se questi chiudono le loro finestre, l'abitatore della casa resta cieco. Noi dobbiamo riaprire la luce dei nostri occhi perché lui riveda. Forse nei cieli non significa un al di là e nemmeno una regione altrui. Forse la doppia immagine, così in cielo come in terra, si può leggere capovolta, essendo una figura sola raddoppiata nel proprio specchio. Forse, tornate fanciulli, insegna che l'ultima intelligenza della fine sta nell'identificazione col principio, e la Trinità misteriosa si spiega nel seme, che generando genera se stesso, col sangue ininterrotto della propria morte. Quanto al tuo prossimo, parlo anche a te, mezza IM che qui scrivi. Puoi riconoscerlo naturalmente in chi nasce, venuto non si sa da dove, e muore per andarsene non si sa dove, senza nessuno per salvarlo dal dolore, né risparmiarlo dalla morte, né padri, né madri, né in cielo, né in terra, zingaro e solo, né più né meno di te. E qui, anzi, l'anonimo della caverna è persuaso che nel difficile comando amalo come te stesso. Il come debba leggersi uguale a perché, perché l'altro, gli altri, sono tutti te stesso, non tuoi simili, né pari, né compagni, né fratelli, ma proprio lo stesso, unico te stesso. Tali cose non sono nuove, anzi sono state evidenti fin dal principio. Però la rivoluzione totale sarà solo nel punto che quella propria lettura ti arriverà col tuo stesso respiro. Così tu immediatamente ti sarai riconosciuto e a te sarà venuto il promesso e allegro regno tuo. Ma quando? Non c'è quando. Ma dove? Non c'è dove. Ma allora, come? Ma così. Ma infine, sarà o non sarà vero? E a me lo domandate, miei poveri ragazzi.
Sgomberiamo. C'era una volta. Ma non è possibile. Non si riesce ad andare via, però. C'era una volta un'orfanella povera povera, la quale un bel giorno, ricevendo in regalo una cuffia nuova, che di colpo la innamorò perché turchina, fu messa per la prima volta davanti a uno specchio. E nello specchio lei subito riconobbe l'amata cuffia in testa a un'estranea. La gelosia la straziava e disperata essa esplorava dietro la lastra dello specchio alla caccia di quella ladra della sua cuffia. Un incantesimo in quell'istante la dannata, e ancora l'incantata creatura sta lì dietro la lastra dello specchio che esplora alla cieca il furto orrendo con la sua bella cuffia turchina in capo. Basta. Ti saluto.